Formazioni Napoli-Barcellona. Calzona non ha dubbi. Una sorpresa imminente. Ciao napolitani, siamo Napoli dal cuore. Lasciate un like su questo video e iscrivetevi al canale così YouTube potrà avvisarvi dei prossimi video del canale. Grazie. Andiamo al video. Il mister Calzona è ufficialmente arrivato a Napoli, mentre il Barcellona è atterrato nella capitale della Campania. Di conseguenza, l'entusiasmo dei tifosi aumenta sempre di più in vista della partita di Champions League. Le squadre azzurra e blaugrana sono pronte a dare spettacolo allo stadio Maradona, in attesa dell'esito del confronto che sarà deciso in Spagna, a meno che non si verifichino risultati sorprendenti a fuorigrotta. Il Napoli, quindi, ha urgentemente bisogno di consolidare la propria coesione sotto la guida del nuovo allenatore, che oggi svolge il suo primo allenamento sotto la gestione di Calzona. Da Sky emergono nuovi rumors sulla probabile formazione italiana. Prepararsi per una partita importante come Napoli-Barcellona in soli 48 ore certamente non è una delle sfide più facili della storia. Francesco Calzona ne è ben consapevole, ma è determinato a dare il massimo per superare questo ostacolo nel suo debutto. Fin dal primo allenamento dell'allenatore sono emersi nuovi rumors sulla probabile formazione titolare, rivelati a Sky da Massimo Ugolini. Quest'ultimo ha parlato di 4 conferme per Calzona, deciso a puntare su Meret tra i pali. Uno dei reparti che sembrava destare meno incertezze a Napoli era quello di centrocampo. Nella lista dell'UEFA dello scorso mese, nomi come Demme, Zielinski e Dendoncker non comparivano tra i centrocampisti, sorprendendo i tifosi. Con le opzioni ridotte all'osso, i napoletani potranno contare solo su Lobotka, Anguissa, Cajuste e il convertito Traoré per le fasi successive, con i dubbi di Calzona che si concentrano sui 2 ultimi. Nelle prossime ore sarà chiaro se l'allenatore opterà per un approccio più difensivo, scegliendo lo svedese, o una strategia più offensiva, schierando l'ivoriano. La probabile formazione del Napoli è la seguente. Napoli, 4-3-3 Meret, Di Lorenzo, Ramani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Traoré, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore, Calzona. Qual è la tua opinione sulle prestazioni del Napoli? Lascia il tuo commento nel video e iscriviti al canale. Forza Napoli!